Del girone di ritorno, benvenuti con Udino Baggio per Roblox. Dal Pala Franchetti, Mestre Fenice, Miti Vicinalis, separate solamente da 3 punti in classifica. Padroni di casa, l'occasione per allungare, ospiti per accorciare. Corner Mestre Fenice con Franzoi, Bellu gli va incontro, fuori però da Puleo, De Crescenzo non tiene, poi Brian Orsi. Il taglio di Baldassar, capisce tutto Bellu, quindi poi Guariento fa ripartire l'azione Mestre Fenice, c'è anche Franzoi sulla destra, Bellu da fuori, De Crescenzo. Bellu lo aspetta Correa. Bellu vuole l'1-2 con Palma. Palma invece sceglie di andare da solo. Illusione del gol, ma la palla è uscita. Sandro Guariento porta palla, supera la metà campo, lo attende Cescon. Guariento col mancino dalla lunga distanza. De Crescenzo. Miti con questa rimessa. Il tocco, la conclusione è deviata, poi prende una traiettoria strana. Brian Orsi. Arriva il raddoppio di Franzoi. Brian Orsi però serpentina, passa dentro Brian Orsi nel momento migliore. Calcia alto. D'angolo, Mestre Fenice, ancora il capitano Franzoi, gli va incontro questa volta Bellu, il destro è fortissimo. Talmente c'è Cescon, Correa va lungo, doppia deviazione Mestre Fenice, quindi Bellu ci prova, la palla esce di un... Ancora 0-0 questo secondo tempo, Mestre Fenice con la rimessa laterale, Bellu si stacca, va in porta, De Crescenzo, poi ci prova Guariento, alla fine De Crescenzo, Guariento, Giacomo Bellu va a puntare in classe 2005, poi vuole l'1-2 con Palma che però si accentra, il tocco di Palma da Pettenò che prova la botta, De Crescenzo non trattiene, Catani, Correa che alza la testa, 11:52 al termine, la sponda di Cescon per la conclusione che termina alta, interessante questa Palma dalla battuta di questa rimessa, Pettenò si allontana, anche Pistoresi, si incrociano i due per il mancino da fuori di Alessandro Guariento, come calcia il numero 11 del Mestre Fenice, che legnata sotto la traversa, e nel secondo tempo il Mestre Fenice la sblocca. Osservati da un'altra prospettiva, dalla prospettiva Roblox, quella che ti consente attraverso le mix card di guardare e riguardare le tue migliori azioni, i tuoi highlights personalizzati. Trovate sempre le informazioni attraverso il link in descrizione. Cardellicchio apre a destra per Correa che cerca direttamente la porta, si tuffa Baldresca nei pressi dell'area di rigore, c'è Peruzzetto, Cardellicchio va vicino, invece il sinistro è di Correa che termina a lato per calcio d'angolo. Miti con Peruzzetto lontano, Cardellicchio si muove, Baldresca mette fuori, Correa cerca Cardellicchio che è libero in area di rigore e pareggia i conti. Il Miti Vicinalis fa 1-1 con il numero 3 Rocco Cardellicchio. Temati 2, Baldresca, Cardellicchio, il tocco per Buriola e Baldresca si tuffa come un gatto, classe 2006. Buriola, Brian Orsi perde il controllo del possesso, quindi Franzoi da solo, Franzoi ruleta, ma De Crescenzo con la gamba, poderoso l'intervento. Correa sempre ad impostare, Cardellicchio una finta, cerca di andare dall'altra parte, Orsi alla fine si arriva a destra dove c'è Marson che però chiude troppo il mancino. Peruzzetto in mezzo a 2 maglie, cerca il guizzo personale Peruzzetto, il tocco per Buriola che ha Franzoi di fronte a sé, Buriola incrocia con il destro, la palla esce di 1 metro, domestica con il collo Bellu, c'è la pressione di Correa sul numero 9, il tocco per Franzoi, ancora Bellu però in possesso, dal limite Bellu, non si coordina al meglio, la palla finisce, riparte la squadra di casa, c'è Bellu di fronte a lui, Bellu però anticipato da Correa che resta a terra, arriva Guariento, il tocco a destra, ancora in mezzo da Guariento che non ci arriva per un soffio, Bellu sull'ultimo fraseggio del Miti, De Crescenzo da Correa che va a lungo a cercare il tutto per tutto, la sponda di testa di Buriola, esce Guariento, poi perde il possesso del pallone, quindi Brian Orsi, Buriola, Brian Orsi! Follia al Pala Franchetti, succede di tutto, a 1/10 di secondo dal termine, avanti il Miti Vicinalis, il gol porta la firma del numero 7 Brian Orsi, davvero una sfida al cardio Palma, al Pala Franchetti, un risultato stretto per quanto siamo abituati a vedere nel futsal, ma ricco comunque di emozioni e soprattutto l'emozione più grande arriva con il gol del Miti Vicinalis all'ultimo istante, all'ultimo 10 di secondo disponibile, porta a casa 3 punti fondamentali, il gol di Brian Orsi vale la vittoria.